Amici sportivi, buon pomeriggio, buon futsal giovanile a tutti. La seconda semifinale qui dalla Belboté Arena di Tombolo del campionato della Final Four del campionato regionale Under 15. Prima classificata per la finale il Bissuola, ora si contendono la finalissima Cornedo e Fenice Venezia Mestre. Domani la finalissima, sempre qui alla Belboté Arena, sempre sulla pagina YouTube Futsal Veneto TV, alla quale vi invitiamo ad iscrivervi. Basta un semplice clic, non costa nulla, potrete vedere tutte le più importanti partite del grande futsal veneto. Alle riprese, al commento e alla regia Andrea Di Giambattista, Davide Bozzuffi, Enrico Guidotti. Diamo lettura alle formazioni delle squadre. Il Cornedo presenta con il numero 2 Brian Fioretti, con il numero 3 Giovanni Cozza, con il 4 Cristian Soldà, col 5 Filippo Savoiani, col 6 Matteo Faccin, col 7 Leonardo Vigolo, con l'8 Andrea Pellizzaro, col 9 Antonio Lenzi, con il 10 Francesco Dal Pezzo, con l'11 Federico Fornasa, con il 16 Marcello Bicego e con il 29 Alessandro Nuvola. Mister Alberto Pegoraro, capitano Cristian Soldà. La Fenice Venezia Mestre presenta con il numero 1 Riccardo Ballerini, con il numero 2 Pietro Cannavina, con il 3 Stefano Granzo, col 4 Diego Ravagnan, con il 5 Luca Carletti, con il 6 Mattia Di Luca, con il 7 Ismaele Omrane, con l'8 Tommaso Checchin, con il 9 Giampaolo Mazzarovic, con il 10 Matteo Bernardi, con l'11 Gianluca Daddio, col 12 Pietro Fiorone. Ora il minuto di raccoglimento a ricordare le vittime sul lavoro. Termina il minuto di raccoglimento, un minuto in cui si pensano tante cose. Ora ha inizio la seconda semifinale della Final Four Under 15, che domani assegnerà il titolo di campione regionale del Veneto. Eravamo in debito di leggere la formazione del Fenice Venezia Mestre, mancava il nome del mister Emiliano Baloira e il capitano Matteo Bernardi. Sta per iniziare in questo momento l'incontro, 25 minuti per tempo. Ricordo che in caso di parità ci saranno i tiri di rigore, così come previsto dal regolamento vigente. Fenice Venezia Mestre in maglia gialla, mentre il Cornedo in completo all black. Manovra la sfera Omrane. Ora pressa il Cornedo, recupera un buon pallone all'altezza della tre quarti, prova a incunearsi Francesco Dal Pezzo, fermato. Mi correggo, mi scuso, la formazione in giallo è il Futsal Cornedo, il Fenice Venezia Mestre in maglia
in divisa completamente nera. Manovra quindi il Venezia Mestre, la Fenice. Il passaggio di tacco lungolinea è deviato, la rimessa laterale sarà per la Fenice. Prova a partire sulla destra, poi interviene dalle retrovie il centrale della Fenice, mette fuori per la rimessa laterale del Futsal Cornedo. Ecco Soldà, prova l'azione sulla sinistra. Tifosi già molto attivi, a pochi minuti rivediamo l'azione. Avremo modo anche di vedere i replay di molte azioni di questa gara, i gol e le azioni salienti. Pallone sulla parte destra dell'area di rigore, un colpo tra il petto e la spalla. Sarebbe stato un numero, la segnatura, la marcatura con questo tipo di colpo, e tant'è che il pallone è uscito. Ecco il Cornedo in possesso palla, manovra la sfera nella propria metà campo, alla ricerca di un buco nella difesa della Fenice. Lo trova per un attimo il numero 9 Antonio Lenzi, poi il pallone viene deviato, c'è una rimessa laterale molto simile a un calcio d'angolo. Pallone fuori per il numero 4 Soldà. Ancora Soldà che va al contrastone con il suo avversario. La sfera rimane in possesso del Cornedo. Dal pezzo Soldà, l'intervento in recupero, l'intervento da dietro perfettamente sul pallone, il fallo del giocatore della Fenice che viene ammonito, calcio di punizione per il Cornedo. Partita subito accesa, 3 minuti e 30 di gara molto accesa fin dall'inizio. Il calcio di punizione quindi per il Futsal Cornedo, siamo all'altezza dei 9 metri, posizione piuttosto centrale. Alla battuta probabilmente ci sarà il tocco di Soldà per Dal Pezzo, ma vediamo la giocata del Cornedo. C'è anche posizionato Vigolo sulla sinistra. La conclusione sicura, il tentativo di conclusione su seconda palla, il recupero e il secondo cartellino giallo per il fallo commesso sul numero 10 della Fenice, Bernardi. Il cartellino giallo quindi anche per il Cornedo. Le azioni sono state simili in entrambi i casi. Gli arbitri hanno estratto e hanno sanzionato con il cartellino giallo tutti e due i giocatori, uno per parte. 0-0, 5 minuti di gara. Calcio di punizione Fenice Venezia Mestre. In porta per la Fenice Fiorone, mentre per il Cornedo Nuvola. Azione solitaria, caparbia del numero 7 Leonardo Vigolo, fermato dal portiere della Fenice Fiorone. È una bolgia qui alla Belbote Arena. I due tifi sono contrapposti, prima incita uno e poi l'altro. Si prospetta una semifinale molto simile a una gara che vale un titolo.
ma domani per il titolo c'è già il Bissuola, mentre in questa gara una delle due soltanto potrà approdare alla finalissima. In caso di parità, ricordo, i tiri di rigore, così come previsto dal regolamento vigente. Appoggia dolcemente ma preciso il pallone Soldà al suo compagno Vigolo, poi l'intervento a fermare l'azione della Fenice, la rimessa in gioco per Cornedo. Passaggi molto precisi, anche se non c'è pressione. Adesso sì che c'è pressione, il recupero del pallone facile per Nuvola, ragazzo del 2009 molto alto che va probabilmente, non lo conosciamo, ma va probabilmente a nozze su questi palloni alti. Il tiro appunto all'altezza giusta per lui, per poterlo fermare senza problemi. Il tentativo di passaggio centrale di Soldà viene murato e di conseguenza si riprende con la rimessa laterale sempre a favore del Cornedo. La pallombella di Soldà, molto bella, a servire Pellizzaro, poi Soldà, la conclusione, murato, Soldà, un cross alto, il tentativo di rovesciata, il pallone è al centro, interviene in qualche modo Fiorone e sbroglia la matassa. Dall'altra parte la ripartenza della Fenice con Sfera che termina in rimessa laterale. Under 15 del settore giovanile scolastico, è la prima squadra del settore giovanile scolastico, l'Under 15, ma vediamo, c'è molto agonismo in campo, sono già pronti per le categorie agonistiche che partiranno appunto dalla formazione allievi. Soldà controlla la posizione dei suoi compagni, poi bella azione elegante, la conclusione e il palo di Dal Pezzo. Bella l'azione di Dal Pezzo perché ha controllato elegantemente il pallone, è andato alla conclusione, ha preso la base del palo. Molto equilibrio in campo, gara difficilmente pronosticabile dopo 9 minuti di gioco. Un'altra conclusione del Cornedo con Dal Pezzo fuori misura. Intervento per sporcare l'azione di il numero 8 Checchin, ma la sfera è ancora in possesso del Cornedo che sembra voler prendere in mano le redini del gioco. Lo fa con un'azione sulla destra, ma sfugge il pallone al momento del passaggio al numero 9 Lenzi. Aveva agganciato il pallone, poi se l'era allargato per metterla al centro, poi gli è sfuggito sul fondo. Dieci minuti, 0-0 qui alla Belbote Arena di Tombolo, seconda semifinale della Final Four Under 15 del campionato di categoria che assegnerà domani il titolo regionale. Rimessa laterale quindi per la Fenice. Sulla sfera il numero 3 Granzo che batte corto, poi probabilmente verrà allargato il gioco, ma stava partendo in posizione più avanzata Omrane e non si è accorto del passaggio del suo compagno, e quando si è accorto era troppo tardi, tant'è che la rimessa laterale è stata battuta dal Cornedo.
gara intensissima fino a questo momento, ragazzi molto giovani, ben allenati, ben formati al futsal. Sono due, Cornedo e Fenice Venezia Mestre, due tra i settori giovanili nonché prime squadre più importanti qui del Veneto. La giocata, la murata, pallone che rimane sui piedi ancora del numero 4 Soldà. L'incoraggiamento dei genitori di questi ragazzi, genitori, zii, fratelli e sorelle che assistono alla gara. Come siete in tanti ad assistere alla diretta su Futsal Veneto YouTube, poi ci aggiorneremo sui dati di ascolto di questa sfida valevole per la finalissima. Soldà di testa, libera il pallone, poi lo riceve dal suo compagno pivot, recupera la sfera da Fenice, Soldà ancora. Azione molto incisiva della Fenice con la conclusione da posizione quasi impossibile di Ismaele Omrane, che sfera che supera di poco la traversa. Sarebbe stato un gol incredibile da quella posizione. Ha tentato comunque di far girare il pallone nel modo giusto, solo che è risultato un po' alto rispetto alla 3x2. Perfettamente posizionato il numero 11 del Cornedo, Federico Fornasa, in posizione di pivot, di suola dà il pallone al suo compagno che però viene anticipato. Rimessa laterale in zona d'attacco per il Cornedo, tocco corto, poi all'indietro. Si riprende da poco oltre la metà campo. Sfera in possesso di Savoiani, ancora Savoiani, tenta la palombella, intercettata, ma recupera la sfera dal pezzo, che prova l'azione solitaria, va alla conclusione e c'è il grande intervento di Fiorone. Rivediamo la conclusione, l'intervento di Fiorone che era già sulle ginocchia, ma ha dato quella propulsione, quella spinta con i reni per recuperare una sfera tirata forte e anche intenzionata ad infilarsi nella parte angolata della porta stessa. Ora l'occasione sui piedi della Fenice, ha tentato il pallonetto Bernardi, il capitano della formazione veneziana, ma non si è fatto sorprendere Nuvola. Costretto a mettere fuori il numero 7 Omrane, Ismaele Omrane, un 2010. Categorie under 15 che comprendono 2009-2010, possono giocare anche i 2011. Nella partita precedente ne abbiamo visto qualcuno. Molti di questi atleti di queste due squadre e delle squadre della partita precedente parteciperanno fra una decina di giorni in Calabria al torneo delle regioni di categoria con il Veneto. C'è un fischio, c'è il time out chiamato dalla panchina della Fenice. Ci risentiamo tra un minuto.
Si riprende qui alla Belboté Arena, siamo al 16° minuto di gioco, ci sarà comunque da recuperare il tempo di questo time out, vediamo se anche la panchina del Cornedo lo chiamerà nel corso del primo tempo. Ripartenza a Fenice, ma il giocatore che stava rientrando recupera una buona sfera, salvo poi lanciarla verso Fiorone che rimette in gioco i suoi compagni di squadra veneziani di Mestre. Attraversa, porta un po' a spasso il pallone numero 11 della Fenice, d'addio, poi la conclusione di Omrane di piede, Nuvola salva la propria porta. Rivediamo la spaccata di Nuvola a salvare la propria porta da questa azione e da questo tiro intenzionato a far male della Fenice. Alla battuta dell'angolo Omrane svirgola il pallone e poi va alla conclusione il numero 10 della Fenice, il gol della Fenice, 1-0 Fenice, il gol di Matteo Bernardi. 1-0 Fenice. Si sblocca quindi la partita dopo 18 minuti di grande equilibrio che sicuramente permane permarrà anche per tutta questa gara, che la vediamo molto intensa. Il vantaggio comunque è della Fenice. 1-0 Fenice a 6 minuti dalla conclusione del primo tempo. È lunghissima. Si porta con un po' di brivido il pallone in area, Fiorone lo recupera però, poi Nuvola rilancia per il suo pivot, il controllo di petto un po' difficoltoso, poi interviene Cozza e mette fuori, sbroglia una matassa difficile, nel senso che la Fenice era partita convinta e in contropiede con un vantaggio anche numerico verso la porta avversaria. Ha risolto Cozza. Fenice in possesso palla, la conclusione velenosissima di... Non c'è un attimo di pausa, la conclusione era di Bernardi, l'autore del gol, velenosa, bravo Nuvola. Intanto, mentre descrivevo l'azione di Bernardi, un altro paio di azioni, una dalla parte e una dall'altra. Pallone fuori, scavetto, sotto porta, Nuvola esce bene, di pugno, corretto. Senza, poi scaraventa il pallone fuori, era un pallone che era insidioso da provare a controllare, ha preferito, per non saperne leggere né scrivere, risolvere così la questione di questa azione della Fenice.
Palla ora sulla destra, si accentra poi Omrane, recupera la sfera il Cornedo, l'intervento in scivolata perfettamente sul pallone, un po' rude ma efficace. Un altro intervento con molta grinta, questa volta del Cornedo, di Vigolo in scivolata. C'è un fallo, forse poteva lasciare proseguire l'azione, l'arbitro ha preferito fischiare per dare l'ammonizione al numero 10 della Fenice, Capitan Bernardi, l'autore del gol. Forse probabilmente ha trattenuto per la maglia il suo avversario, tant'è che il pallone era schizzato in avanti verso un compagno di squadra della squadra che aveva subito il fallo, ma il gioco è stato fermato, la battuta del calcio di punizione senza esito. Colpo di tacco, la conclusione di Lenzi dalla bella azione di Vigolo, che ha servito di tacco Lenzi, alta. Contrasti decisi a metà campo sulla tre quarti, alla meglio in questa occasione la Fenice, che riparte dal portiere. Ancora Fenice davanti, gli sporca l'azione Vigolo. Omrane era intenzionato a partire sulla fascia sinistra lungo la linea laterale che delimita il campo, ma Vigolo ha messo fuori. Nuvola, rilancio di Nuvola, il controllo, un po' di mani, un po' di lotta al limite dell'area, tutto regolare. Ora però no, non è regolare questo intervento, il calcio di punizione, il fallo di Omrane che ha assolutamente trattenuto il suo avversario Lenzi. Calcio di punizione Cornedo. (24esimo). Ricordo che la partita, che il tempo nella categoria Under 15 dura di 25 minuti, ma c'è stato un time out, quindi si proseguirà oltre il 25esimo. Il diagonale, intenzionato a servire al centro un suo compagno, il diagonale di Soldà. Gara incertissima, rimanete incollati anche dopo l'intervallo a questa pagina YouTube Futsal Veneto TV, iscrivetevi in tanti, seguite la partita, potete vedere questa gara in diretta e tutte le altre gare del grande Futsal Veneto, le gare più importanti del grande Futsal Veneto. Bella la conclusione di Dal Pezzo, altrettanto bella la risposta di Fiorone che si ripete. Abbiamo rivisto il gran tiro e la grande risposta di Pietro Fiorone. Pallone fuori, Fiorone si getta prima del tiro, riesce comunque a deviare in angolo di piede. Pallone al centro, interviene Granzo, ancora un calcio d'angolo per il Cornedo, pallone messo poco al di qua all'interno della lunetta, non è finita, Fenice ha gioito come
partita fosse finita. È solo il primo tempo. Fenice che va al riposo in vantaggio grazie al gol di Bernardi. Ci rivediamo fra poco per la ripresa di questa bellissima partita Under 15 Final Four Belbotea Arena Tombolo.
Eccoci nuovamente collegati con la Belbotea Arena di Tombolo per la Final Four Under 15 che domani avrà il suo epilogo con l'assegnazione del titolo regionale. Siamo all'inizio della ripresa della seconda gara in programma quest'oggi, Cornedo Fenice Venezia Mestre, vantaggio 1-0 del Venezia Mestre grazie al gol di Bernardi. Cornedo quindi che ora sicuramente accelererà, lo sta facendo anche in questo istante per provare ad agguantare subito il pareggio. La partita è stata molto intensa e c'è subito un'occasione per il numero 7 Vigolo che colpisce la base esterna del palo con un tiro di piatto intenzionato ad infilarsi tra palo e portiere, ma alla fine poi non è entrata. Quindi 25 minuti di passione per sapere chi sarà la seconda finalista di domani, sempre qui a Tombolo, Belbotea Arena, e sempre in diretta su Futsal Veneto TV, la pagina YouTube. Fa girare palla la Fenice. Partita che nel primo tempo è stata molto intensa, anche con qualche contrasto di un certo spessore. Sono state anche delle ammonizioni. Ora c'è un'infrazione da rimessa laterale che consegna la sfera al Cornedo, che riparte per una nuova azione offensiva. Sale la difesa della Fenice, si ripropone con un pallone messo lì in avanti, dove però interviene Soldà a sventare ogni tentativo di ripartenza rapida della Fenice, che invece riparte manovrando dalla propria metà campo. Ombrane fa sfilare il pallone, prova la conclusione, l'ultimo tocco è il suo, la rimessa sarà con le mani del portiere del Cornedo, Alessandro Nuvola. Ancora Ombrane che intercetta un buon pallone, poi bisticcia un po' con la stessa sfera, poi subisce fallo e il calcio di punizione. Primo fallo del secondo tempo. La palla che va lungo la linea laterale, poi prova a controllarla numero 10 Bernardi, l'autore del gol. La palla viene assegnata al Cornedo, qualche fischio della tribuna, nulla più. La Palombella a servire il pivot che da terra prova una rovesciata. Pallone che tocca il soffitto del palazzetto, quindi sarà una rimessa laterale per il Cornedo. Allora sotto porta, un palo clamoroso, un colpo con il petto, ci aveva provato veramente anche nel primo tempo, di Soldà, colpisce il palo in pieno, occasione molto ghiotta per pareggiare del Cornedo con Soldà. Una lotta di contrasti alla meglio, prima la Fenice, poi di nuovo il Cornedo. Soldà prova all'azione solitaria, poi servito sulla sinistra, il pallone che termina altissimo. Una conclusione a botta sicura, anche se il pallone era in piena corsa, di Francesco Del Pezzo, termina alto.
recupera il pallone però dal pezzo, si propone in avanti, al contrasto alla meglio la Fenice, sempre una lotta tra numeri 10, Bernardi all'indietro, Omrane all'indietro ancora per il centrale difensivo che nell'occasione è Granzo, poi c'è un tocco della Fenice, la rimessa laterale, il tocco del Cornedo, la rimessa laterale per gli All Black della Fenice Venezia Mestre. Un'altra squadra di Mestre si è già qualificata per la finalissima, errore ora nel disimpegno, si tratta del Bissuola che ha nettamente battuto l'Atletico Vicentino 7-0 con 5 gol, 5 di Chang, poi Boscolo e Berton. Calcio d'angolo per Cornedo. Vediamo la preparazione nelle palle inattive di questi giovanissimi atleti, ma già formati per il futsal. Tutto solo verso il portiere. Nuvola fa la miglior cosa che poteva fare, si mette in ginocchio e mura l'occasione veramente importante di Bernardi, che era partito tutto solo, si era presentato solo davanti a Nuvola, che gli ha fermato la sfera, l'ha messa in angolo. Ancora Bernardi, riparte Cornedo, il tentativo di intercetto di Omrane riesce in un secondo momento, nel senso che gli tocca il pallone, poi il pallone è nuovamente toccato dall'avversario che l'aveva superato, Francesco Dal Pezzo, ma termina fuori, quindi missione compiuta in questo caso per Omrane, sporcando il pallone ha recuperato sfera. Bernardi, ancora Bernardi, tentativo di intercetto che riesce in questo momento con l'azione sulla destra, però ancora Bernardi verso Omrane, alzano le braccia un po' tutti, ma il braccio che conta è quello dell'arbitro che indica rimessa laterale Fenice. La triangolazione non si chiude in questo caso per la Fenice. Colpo di tacco a controllare il pallone del numero 11 Fornasa, poi però anche un po' pressato mette fuori. Il pallone venne conquistato dalla Fenice con la rimessa laterale, poi l'azione ancora del Cornedo, la conclusione murata subito, possesso palla ancora per i vicentini che ora si propongono sulla destra, insistita l'azione del Cornedo, ha recuperato il pallone con una rimessa laterale da la formazione di mister Emiliano Baloira. Ricordiamo gli arbitri di questo incontro, che sono il signor Nicolas Bortolozzo e Pietro Nicola Saraceni, entrambi di Padova. Il tentativo di passaggio a Palombella esce un po' largo, determina lato. 9 minuto della ripresa, sempre 1-0 per la Fenice, con il Cornedo proteso alla ricerca del pareggio che porterebbe nel caso, ed eccolo il pareggio con l'azione sulla sinistra, la conclusione che si inarca a superare il portiere,
il gol del Cornedo che abbiamo appena rivisto. Ancora il gol del numero 7 del Cornedo, Leonardo Vigolo, 1-1. Gol quindi di Leonardo Vigolo porta in parità la sfida che vivrà questi ultimi 15 minuti come un passo importante per la finalissima per entrambe le squadre che sono in perfetta parità a fronte della prima semifinale in cui il Bissuola ha avuto nettamente la meglio sui volitivi, il grande tiro e la grande parata, il grande tiro di Bernardi risponde veramente molto bene. Il grande tiro di Dal Pezzo risponde molto bene Fiorone. Bernardi dà sulla destra, poi Ombrane, ancora il pallone recuperato, controlla Bernardi, preda nelle sicure mani di Pietro Fiorone. Palla rimessa in gioco da Nuvola, portata in avanti con più tranquillità dal Cornedo che ha appena pareggiato, quindi che può manovrare ragionando di più le proprie azioni senza quell'impeto di dover recuperare a tutti i costi. La conclusione forte, precisa di Vigolo, si oppone però Fiorone con bravura, il tiro era angolato. Tamburi che continuano a suonare alla Belboté Arena. Il fallo del Cornedo, il calcio di punizione per Fenice. Prova la Fenice ad andare in avanti, azione incisiva, poi perde il pallone, ma viene recuperato dallo stesso portiere della Fenice, che però rischia molto in quanto il suo rilancio è intercettato da Vigolo. Fortuna per lui che il pallone è uscito sul fondo. Pallone alto e poi il recupero. E vediamo a chi viene assegnata la rimessa laterale, al Cornedo. Partita che vive in ogni minimo dettaglio per questo finale, per questo posto in finale del campionato Under 15, finale che assegnerà il titolo di campione regionale del Veneto. Programma domani, ricordiamo, sempre in diretta e sempre qui a Tombolo. Fa girare palla nello stretto il Cornedo, prova la conclusione il numero 10 Dal Pezzo, invece di indirizzarsi il pallone sul secondo palo si indirizza sul primo, anzi piuttosto fuori rispetto al primo palo. Squadre che hanno ripreso molto delle posizioni tattiche che possono essere quelle per non prenderle prima che per darle. Sicuramente
mancano ancora 10 minuti abbondanti al termine della sfida, sicuramente gli animi si accenderanno tra un po', però per il momento le squadre sono abbastanza guardinghe, non vogliono rischiare nulla, troppo importante per questi ragazzi raggiungere questa finale. Pallone alto, messo alto da Savoiani, che ora va a difendere sul pivot della Fenice. Nuvola serve basso, poi sulla destra per Soldà, ancora Soldà che manovra il pallone, si gira abbastanza bene, grande intervento e poi ancora sotto porta, prova la conclusione, grande intervento di Fiorone a salvare la propria porta. E come adesso Omrane libera la propria area, abbiamo visto l'azione, la doppia occasione per il Cornedo e poi Omrane che libera la propria area, come dire, giochiamo da un'altra parte. Ed ora si scatenano entrambi i tifi, Fenice, Cornedo per questa bellissima semifinale alla Belbotea Arena. 16°, 9 minuti alla conclusione, 1-1. Palombella a servire il numero 8 Checchin, che però bisticcia con la sfera e la regala al Cornedo, che si ripropone con il numero 7 Vigolo, la conclusione di Vigolo sul fondo. Ancora una palombella per cercare di servire il pivot del Cornedo, poi è accerchiato da 3 giocatori, Dal Pezzo non può fare nulla, c'è stata anche una piccola trattenuta per la maglia che ha reclamato Dal Pezzo, non sanzionata. La marcatura comunque su di lui era strettissima, addirittura 3 giocatori attorno a lui. Omrane rischia un po' la Fenice, recupera sfera il Cornedo, va alla conclusione, Vigolo mette alto. Ringraziamo la regia che si sta spronando per mostrare i replay delle azioni salienti di questa partita, che sono tantissime, quindi grosso lavoro anche per il regista Andrea Di Giambattista. E la palo secco, la conclusione di Dal Pezzo, l'occasione d'oro per il Cornedo, ancora un'altra occasione, Soldà, bravissimo, Fiorone, Cornedo che si propone deciso a voler passare in vantaggio. Ancora una conclusione, questa volta alta. Ringraziamo anche naturalmente Davide Bozzuffi alle riprese. Una delle prerogative del futsal è che
abbia visibilità. Questi ragazzi sono ancora molto giovani, sicuramente hanno un avvenire di fronte a loro, devono ancora svolgere moltissime cose per diventare un atleta da prima squadra, ma al momento stanno dimostrando di essere perfettamente formati dai loro mister, dalle loro società, e di dare a tutti i tifosi che seguono da casa e a quelli presenti qui alla Belboté Arena uno spettacolo di ottimo futsal giovanile. Gioco di suola in questo caso per Dal Pezzo. Pallone messo al pivot, poi ancora Dal Pezzo che prova il dribbling, interviene Omrane che si limita a sporcare l'azione. Comunque ancora un intervento strepitoso, vorrei dire, di Pietro Fiorone, sempre pronto. Vediamo l'azione, anzi siamo in diretta, abbiamo appena rivisto l'azione con la splendida parata di Fiorone. Ora pallone che rimane un po' in area pericolosamente, poi riparte la Fenice, è in netto vantaggio Nuvola, che fa strike di tifosi in tribuna con questo pallone lanciato proprio negli spalti della Belboté Arena. L'azione di Vigolo, solitaria, poi prova a tirare o a metterla al centro. Ma esce fuori. A momenti riusciva ad arpionare, a spizzicare con il destro il pallone, poi ancora una conclusione dall'altra parte. Ora le occasioni fioccano da una parte e dall'altra. Il momento della gara è assolutamente decisivo per la finale. La conclusione di diagonale di destro, questa volta di Bernardi, l'autore del gol della Fenice, fermata da Nuvola. Ancora Bernardi, ci prova. La coordinazione era praticamente impossibile dove si era posizionato il pallone rispetto alla posizione del suo corpo, ed è uscito un tiro completamente a lato. 23esimo minuto, 1-1, 2 minuti alla conclusione di questa sfida. Ricordiamo che in caso di parità, ma ora c'è l'azione del Cornedo col pallone che danza in area di rigore della Fenice. Esce poi però da quest'area. Stavamo dicendo che in caso di parità, come previsto dal regolamento vigente, si disputeranno i tiri di rigore. Anche nella finale eventuale, in caso di pareggio nella finale, non ci saranno i tempi supplementari, il regolamento della categoria non lo prevede. Ora c'è un fallo, subisce fallo Bernardi, cartellino giallo per il mister del Cornedo. Time out chiamato ora dal Emiliano Baloira, mister della Fenice Venezia Mestre. Un minuto di pausa per noi.
spalle più indietro. Sì, vabbè, ti saluto. Porta tra poco, dai. Siamo alla battuta del calcio di punizione, poco proprio sulla tre quarti offensiva della Fenice. Va alla conclusione diretta con l'intervento di Nuvola di Bernardi, calcio d'angolo. La conclusione probabilmente sarebbe terminata alta, ma Nuvola non si è fidato. Ora Nuvola dimostra le sue qualità parando un difficile pallone a terra, dimostrando di essere molto abile anche sui palloni bassi, cosa non usuale nei portieri alti. È un portiere preparato, ben formato. Una citazione speciale naturalmente per i preparatori dei portieri che magari non hanno la luce dei riflettori, ma svolgono un lavoro molto importante. E finisce la gara, si va ai tiri di rigore, emozioni a non finire qui al Belbotet Arena. Siamo pronti per i tiri di rigore di questa semifinale Under 15. A tra poco. Poi è un trans. Vediamo. Cosa si torna in aria prima di tutti? Vai a partire bravo. Sì, Squadre pronte a giocarsi la finalissima di domani. Due portieri contro 10 giocatori avversari, se non si risolverà prima. Numero 29 del Cornedo Alessandro Nuvola, numero 12 della Fenice Venezia Mestre Pietro Fiorone, entrambi 2009. Saranno i protagonisti nel bene o nel male per il passaggio del turno alla semifinale, fa anche rima, alla finale.
finale già conquistata dal Bissuola, che ha battuto 7-0 l'Atletico Vicentino, e di conseguenza domani dovrà affrontare un nuovo viaggio da Venezia a Tombolo, ma un viaggio gradevole per giocarsi il titolo Under 15 del campionato FIGC di questa categoria del settore giovanile scolastico, ma già praticamente dove si vede molto agonismo, specie in questa gara c'è stato molto agonismo. Ora iniziano i tiri di rigore che seguiremo durante l'esecuzione in rigoroso silenzio sulla sfera Soldà contro Fiorone per il primo tiro di rigore. Raccomandazioni degli arbitri. Il tiro di Soldà parato da Fiorone, 1-1. Rimane il punteggio dei tempi regolamentari. Il tiro di Soldà, Fiorone para. Ora Nuvola è già posizionato in porta alla battuta del tiro di rigore numero 8 Checchin contro Nuvola. Contro si fa per dire. Il tiro di Checchin, il gol di Checchin, 2-1 Fenice. Ora si presenta sul dischetto Dal Pezzo del Cornedo. Fischio dell'arbitro. Per Pezzo il tiro e il gol, 2-2. Alla battuta ora Ismaele Omrani, classe 2010. Tiro di Orrami battuto magistralmente sotto la traversa. Il nuovo vantaggio di Fenice, 3-2 Fenice. Cerca la valvola probabilmente. Il numero 9 del Cornedo, Lenzi. Tiro di Lenzi, il gol di Lenzi, 3-3. Ora sulla sfera per il Fenice Venezia Mestre, Tommaso Checchin contro Nuvola. Il gol di Checchin, 4-3 Fenice. Filippo Savoiani alla battuta del tiro di rigore. Fiorone pronto sulla 3x2. Fiorani, il gol, bellissimo rigore tirato dal giocatore del Cornedo, il 4-4 per il Cornedo, che però ha un rigore in più. Altro tiro di rigore per la Fenice, la parata! La parata, rimane 4-4 il punteggio. Incoraggiamento
dei compagni di squadra per Pietro Cannavina, è un classe 2011 della Fenice. Ora sulla sfera Vigolo, tiro di Vigolo, il gol di Vigolo, passa per la prima volta in vantaggio Cornedo, ma ha un tiro in più. Se non ho sbagliato i conti, perché i tiri di rigore ci vuole un laureato in matematica e in economia per capirli e per poterli sopportare fino alla fine. Un'autentica emozione sia per il pubblico che per i giocatori, ma anche per chi commenta semplicemente una gara. Fenice alla conclusione, il gol della Fenice. Il gol del capitano della Fenice. 5-5. Situazione di perfetta parità. Ora è Giovanni Cozza contro Fiorone. Fischio dell'arbitro. Cozza, la parata di Fiorone. Corrono i giocatori verso il proprio portiere pensando che la gara sia conclusa. Il vantaggio è della Fenice 6-5. No. Siamo ancora sempre 5-5, ma ora deciderà questo tiro di rigore. Crediamo di aver fatto i calcoli giusti della Fenice, che viene realizzato per la gioia, il tripudio della Fenice Venezia Mestre, che passa 6-5 dopo i tiri di rigore. Questa incredibile e bellissima semifinale alla Belboté Arena, ormai diventata casa del futsal veneto. Siamo felici di aver vissuto queste due semifinali e la finale di domani sarà un derby completamente veneziano, completamente mestrino. Fenice, Bissuola Fenice, Fenice rappresentante della parte mestrina di Venezia e Bissuola rappresentante di un grosso quartiere veneziano, Carpenedo, Bissuola. Di conseguenza una grande finale, un derby veneziano. Onore agli sconfitti, onore al Cornedo che ha reso vita dura alla Fenice, ha perso solo dopo la lotteria dei rigori, ma un particolare positivo va sicuramente segnalato anche nella partita precedente a favore della squadra che ha poi perso l'incontro. L'incoraggiamento sincero e motivato dei genitori verso i propri figli, i propri atleti per la sconfitta, seppur pesante, ma essere arrivati fino a qui è stato veramente molto importante. Si conclude quindi la prima giornata della Final Four Under 15 del campionato FIGC Under 15. Domani la finalissima. Sintonizzatevi sempre su Futsal Veneto TV o venite direttamente alla Belboté Arena di Tombolo. A domani.